Lontano dagli sguardi indiscreti, ma non per questo discreto, a 500 metri dal ponte dell'autostrada e ad altrettanti metri dall'argine che delimita il greto del fiume Piave, sorge l'Eros Center per soli uomini. Ci troviamo in area demaniale, al confine con il territorio comunale di Santa Lucia. Arrivarci è tutt'altro che comodo, l'accesso è possibile solo a piedi o con un quad. Quando la struttura è in funzione, i ben informati mormorano che questo avviene soprattutto nei fine settimana, sono decine le persone che arrivano in una sorta di pellegrinaggio per concedersi dei fugaci rapporti sessuali. Non è dato a sapere se a pagamento o tra persone consenzienti. Una struttura fatta con materiali di risulta per lo più recuperati dentro il greto del fiume Piave. All'interno sono state ricavate 2 piccole stanze che durante gli incontri vengono verosimilmente completate da materassini o coperte. Tutto sommato, vedi tu, hi ha il posacenere, hi ha la borsetta per le immondizie. A presidiare l'accesso all'area nelle ore in cui la struttura è in funzione c'è una vedetta che controlla chi arriva da una seggiola in plastica che si trova a centinaia di metri dalla casetta in cui avvengono gli incontri a luci rosse, una posizione da cui è possibile dare l'allarme in caso di controlli o di visite indesiderate. Noi siamo riusciti ad avvicinarci di buon mattino prima che la struttura entrasse in funzione. Le immagini raccontano di una situazione igienico-sanitaria decisamente precaria, ma al tempo stesso anche di una cura maniacale per i dettagli. Dal portacandele appoggiato su un tronco fino ai vialetti delimitati con dei sassi riempiti con la terra, passando per l'ampia veranda, una vera e propria alcova a pochi metri dall'acqua del fiume sacro alla patria.